C'è un problema demografico a livello di popolazione, ma non solo, anche a livello di aziende, e questo comporta il fatto che la sostenibilità dei servizi viene a mancare. Con la mancanza dei servizi, chiaramente anche la popolazione stessa tende ad abbandonare le aree più periferiche. È un circolo vizioso che determina vari tipi di impoverimento, quello che può colpire le cosiddette aree periferiche del Veneto. Secondo un rapporto dell'Osservatorio Economia e Territorio della CNA regionale, 43 comuni per 92.500 abitanti, in cui sono attive oltre 14.000 imprese con 35.000 addetti. Sono aree per le quali si chiede una politica specifica in grado di invertire l'attuale tendenza allo spopolamento. Le aree periferiche si contraddistinguono sostanzialmente per una distanza notevole dai poli urbani che erogano i servizi essenziali, quindi la sanità, l'istruzione e i trasporti. E si contraddistinguono per un invecchiamento della popolazione molto marcato e più veloce rispetto al resto della regione, per un calo demografico notevole e per un calo della natalità. L'abbandono di queste parti del Veneto rappresenterebbe, secondo la CNA, una pesante perdita di competenze e professionalità anche per l'artigianato. Per questo sono necessarie politiche che favoriscano la presenza dei giovani, restituendo centralità alle realtà periferiche. Noi come corpo intermedio siamo chiaramente interessati a far sì che i decisori politici propongano soluzioni e investimenti, iniziative affinché questo trend possa essere cambiato, si possa trovare anche attrattività nel vivere in queste zone periferiche. Certo è che se mancano i servizi di base, dai servizi tecnologici, ma non solo, parlo dell'istruzione, parlo della sanità, questo tipo di possibilità viene a mancare.